Ad una settimana dalla seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla questione depurazione, Agrigento Moderna e Civile continua incessante la propria azione di denuncia, ma anche di sensibilizzazione per la risoluzione del problema. Ieri mobilitazione davanti al cancello dell'impianto del Villaggio Mosè, sito individuato dal piano regolatore generale per la realizzazione del grande depuratore di Agrigento. L'argomento che trattiamo in questa riunione, che è conseguenziale a quella che c'è stata giovedì scorso, è praticamente il depuratore del Villaggio Mosè. Naturalmente non ci sarebbe solo questo come argomento di cui parlare, perché girare per il Villaggio Mosè veramente è peggio che ritrovarsi nel terzo mondo. Non so quale poi più adesso si possa considerare terzo mondo, se noi o loro. Oggi sappiamo benissimo il degrado e la vergogna di questi accattoni, e lo ripeto, di questi accattoni che governano la città di Agrigento, che si dovrebbero vergognare trattandoci a tutti così. Ci hanno mortificato, umiliato. Parliamo della viabilità, il degrado assoluto, non ci sono marciapiedi. Un turista che esce da un albergo per farsi una passeggiata, per andare Viale Cannatello e collegarsi anche a mare passeggiando senza metterci un mezzo di trasporto, non ha la possibilità di passeggiare su un marciapiede. E tra le proposte per risolvere la questione quello di Piero Marchetta, vicepresidente del Consiglio Comunale. Pur avendo al fine aprile dato appunto la soluzione tecnica per levare questo problema, eppure avendo il Comune di Agrigento il lato idrico scritto al gestore di valutare la mia proposta, ancora non si sia fatto nulla. Ma non c'è solo il depuratore. Villaggio Mosè alle prese con altre emergenze discusse sempre dai volontari dell'MC nel corso di un incontro nei pressi del mercato ortofrutticolo. Il depuratore del villaggio Peruzzo non si può fare per tanti motivi. C'è una legge che è stata fatta dal PAI che dice che in prossimità di fiumi che possono straripare non si possono costruire opere di qualunque genere, quindi sarebbe una cosa contro la legge. Noi in quanto di Consum ci siamo adoperati affinché almeno per coloro i quali si sono rivolti a noi, a decurtare dalle bollette delle dirigenti acque la voce depuratore, perché il depuratore non funziona. Tra altre cose abbiamo pure saputo che nonostante il depuratore non funzioni, il Comune di Agrigento continua a dare le licenze edilizie non sapendo poi come farà a dare i certificati di abitabilità. Ma c'è anche chi, prima di rimproverare la pubblica amministrazione, si rivolge ai propri concittadini che si barricano dietro mura di tedio anziché scendere in campo e ribellarsi. Non hanno il coraggio di lamentarsi davanti a tutti. Siamo soltanto buoni e bravi a lamentarci di dietro, perché non credo che non vedano i problemi che ci sono. Dove sono queste persone? Dove sono questi cittadini che si lamentano? Dove sono? Beh, io più che lamentarmi con i politici già c'è chi l'ha fatto. Io mi lamento con i miei concittadini. Vergognatevi!